Buongiorno popolo di YouTube e ben ritrovati sul canale di Paddlemax. Oggi sarà un vlog un po' particolare, un po' diverso dal solito. Di solito mi vedete sempre raccontare le mie peripezie, le mie gesta tra virgolette in quel del Play Kart Event. Oggi si va via di endurance e sarà un endurance un po' particolare, come sarà particolare questo vlog per tre diversi motivi. La prima è che è la mia prima endurance da quando comincio a correre, che faccio il VKI, per cui sono un po' nervoso e non so cosa aspettarmi, anche perché la pista è nuova. Io ho girato solamente sulla pista quella esterna, ma non completa in versione endurance. La seconda è perché questo è il primo video vlog che faccio dal superamento del quota 10.000, per questo vi ringrazio e vi invito ancora a seguirmi e ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, e anche è il primo vlog da quando ho deciso di cambiare nome al canale. Come avete potuto sentire prima, non si chiama più un classico nome mio, si chiama Paddlemax, e per questo ringrazio il buon Amos su T69FU per la dritta che lo voglio ringraziare. Quindi oggi, come ho detto, si va di endurance 3 ore. Mi ha contattato una squadra per farla con loro, anzi anche se alla fine più che una squadra siamo una coppia. Io e un altro ragazzo siamo messi d'accordo nelle ultime settimane per farla insieme e speriamo bene, dai. Sembra, a prima vista sembra che siamo più o meno sullo stesso livello. Probabilmente avremo un handicap per quanto riguarda le zavorre, che secondo il regolamento del VKI per questa endurance è tramutato dall'avere una penalità a livello per avere un coefficiente di punteggio a fine giornata un po' particolare, si passa ad avere un handicap tempo di 30 secondi se sei sotto gli 80 kg. Io sono circa 85 kg, il mio compagno è 75, fate voi un po' la media, fatalità per 5 kg siamo sotto, cioè vabbè, forse 80 o 85 kg comunque in teoria dovremmo essere sotto, per cui ci appioperemo questi 30 secondi di penalizzazione. Adesso vediamo un po' come andrà la pesa, per cui poche chiacchiere, diamo parola ai fatti e andiamo subito in qualifica. Quanto ho visto dalla strategia, il primo stint di qualifica lo farò io, perché così almeno ho un pochino il tempo di imparare la pista e prendere anche il ritmo, e dopodiché farò tutti gli stint pari, per cui mi toccherà anche l'ultimo, anche perché per regolamento il pilota più pesante della coppia, comunque della squadra, deve fare l'ultimo stint. Per cui, come ho detto prima, poche chiacchiere e ci vediamo in pista per le adesso non lo so da vedere i tempi. Adesso c'è il mio compagno che sta girando 1.59, abbiamo siamo risaliti in sesta posizione e farà lui la partenza, speriamo bene, dai. Il passo sembra essere buono, devo migliorare il sottoscritto perché essendo la prima volta che giro qui, pista un po' scivolosa e dovuta anche un po' alle temperature, speriamo bene, dai. Secondo stint di gara, un secondo stint per iniziare, speriamo di girare meglio del primo, speriamo.
tuning molto meglio del primo, purtroppo abbiamo perso tempo con il rifornimento, però forse abbiamo perso meno degli altri, dai. Vediamo l'ultimo sticco. Come prima esperienza è andata bene, un po' di sfortuna con la strategia perché a mio avviso se non avessimo perso così tanto tempo nel discorso del rifornimento, abbiamo perso 102 minuti e qualcosa, potevamo puntare a qualcosa di più a livello di classifica, però va bene, abbiamo chiuso settimi su 18 squadre. Ovviamente c'erano sempre i soliti, però comunque il livello era molto buono e porto a casa il bagaglio di esperienze, anche perché sapendo che a settembre ci sarà la gara di campionato lì proprio lì al QKI, qualche minuto in più di conoscenza della pista, almeno quella esterna, ci può stare, dai. Quindi per oggi è andata tutto bene, dai, a parte un po' la stanchezza perché effettivamente 3 ore con le temperature che dopo sono andate effettivamente a salire abbastanza verso fine gara, perché comunque avendo cominciato verso le 11 e finito verso le 2, diciamo che il caldo si è cominciato a farsi sentire verso fine gara, per cui rende ancora più difficile la guida. Prossimi appuntamenti: ci sarà la gara del Play Cup Veneto di karting di San Giorgio in Bosco in data 16 luglio, è stata posticipata in una settimana per motivi logistici interni alla pista, per cui continua la caccia al leader della classifica Lemuel, che vi vede a metà stagione secondo a meno 10 punti appunto dal leader della classifica. Sinceramente una stagione così non me la sarei mai aspettata, questo livello, di questa costanza, di questa qualità. Diciamo che il punteggio del play card premia molto la costanza, per cui non nego che ci potrebbero essere sorprese ulteriori, per cui ci vediamo alla prossima e vi invito a rimanere sintonizzati sul canale del sottoscritto Max, di lasciare un bel like e di iscrivervi anche al canale per stare sempre sintonizzati con i prossimi video. Cercherò di riprendere la rubrica Smart Karting, vedete che ho pubblicato qualcosina a livello non propriamente di recensione, però ho fatto qualche test per verificare un pochino tutto quanto. Adesso magari quando sarò un pochino più libero con il discorso lavorativo e di ferie recupererò gli arretrati